Ambiente e salute camminano di pari passo. Cibi sani prodotti su suoli liberi da inquinanti, aria salubre, acqua pulita, sono elementi fondamentali per vivere bene. La realtà però è molto diversa. Sappiamo ad esempio quanta plastica è dispersa nei nostri mari, ma forse non sappiamo che ogni settimana assumiamo fino a 5 grammi di microplastiche attraverso quello che mangiamo e l'aria che respiriamo. Praticamente ogni settimana ingeriamo una carta di credito. Ancora non sono chiari gli effetti sulla nostra salute. FVG Green, la legge di cui stiamo parlando in questi giorni, non dice nulla per risolvere il problema. La nostra proposta è quella di istituire un centro regionale per la salute e l'ambiente, che sia elemento di raccordo tra il sistema sanitario regionale, l'azienda per la protezione dell'ambiente e la regione. L'obiettivo? Supportare chi deve prendere decisioni con evidenze scientifiche, ma anche fornire ai cittadini informazioni corrette e utili per la protezione della comunità. Non dobbiamo agire quando ormai è troppo tardi, ma dobbiamo preparare la sanità del futuro a tutelare la salute dei cittadini.